La festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, è stata celebrata con la messa presieduta dal vescovo Alberto Tanasini, responsabile per la Conferenza Episcopale Ligure delle Comunicazioni Sociali, con l'incontro sul tema del messaggio di Papa Francesco per la 53esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema dalle community alla comunità, e infine con la premiazione dei colleghi che si sono distinti per il loro lavoro. Per Genova Andrea Ferro, cronista di Nera di lungo corso. I tempi di produzione delle notizie, la diffusione, si consuma tutto molto troppo velocemente, questo fa perdere lucidità rispetto appunto al senso di quello che viene detto e al coinvolgimento delle persone in quello che viene raccontato. Però io ritengo che il futuro del giornalismo, per quanto stia la professione attraversando un momento estremamente delicato, è ancora vivo. Mi piace pensare che il pendolo del tempo si stia spostando sempre, anche se in maniera magari ancora impercettibile, verso il reale, quindi si tornerà ad un giornalismo di fatti, di persone, a giornalisti in mezzo al territorio e non più solo attaccati allo schermo di un PC. Per il Tigullio è stata premiata Radio Aldebaran, che nel 2019 compie i suoi primi 40 anni di vita. La radio penso che sia la famosa compagna di sempre, no? Ora il Vescovo durante questo incontro di oggi parlava di non farsi catturare troppo dalla tecnologia, però tecnologicamente parlando secondo me la radio è il mezzo che si avvicina più all'umanità, no? Ascoltare la radio è un'azione che dicono le indagini 35-40 milioni di italiani fanno ogni mattina. A Radio Aldebaran hanno iniziato tantissimi giovani giornalisti. Sì, molti giornalisti sono passati da noi, molti speaker, molti hanno fatto carriera, sono andati in strutture più importanti e di questo sono felicissimo. La festa quest'anno è stata preparata assieme dagli uffici comunicazioni sociali di Genova, Chiavari e La Spezia e dall'UXI, recentemente ricostituita in Liguria. Credo che sia stato un piccolo tassello, insomma, di un cammino che deve riprendere, perché l'UXI è ripartita più o meno un anno e mezzo fa con un po' di fatica, però adesso cerchiamo di rimetterci un po' in carreggiata e sicuramente c'è bisogno dell'aiuto di tutti e la comunione, la condivisione quindi tra le diocesi è fondamentale. Credo che oggi sia stato un bel momento perché ci sono state più diocesi insieme e quindi speriamo che sia anche l'occasione un po' per conoscerla e per iniziare questo nuovo percorso che vuole essere soprattutto un percorso di formazione.